Come si sta muovendo la prefettura di Agrigento e quali le azioni intraprese circa l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina in merito all'invasione che l'esercito russo di Putin sta facendo dallo scorso 24 febbraio? L'abbiamo chiesto al prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa. Noi stiamo monitorando, seguendo il fenomeno che fino a questo momento ha dei numeri molto sporadici. Si tratta di persone nella gran parte dei casi ospitate da parenti. Io ho avuto modo di dire che in provincia noi abbiamo circa 70 cittadini ucraini residenti, quindi che probabilmente e direi quasi inevitabilmente attrarranno delle persone e che saranno anche disponibili ad ospitarli. Ci sono poi in itinere queste due iniziative, una da parte del sindaco di Montevago che stiamo seguendo, stiamo monitorando, e l'altra da Favara. Stamattina è partito questo pullman. Ecco, queste sono due situazioni che stiamo seguendo e accompagnando, perché oltre all'accoglienza chiaramente abbiamo dato anche delle disposizioni molto precise sia in materia di sicurezza per la registrazione ma anche in materia sanitaria, perché ci sono delle norme molto stringenti che riguardano i tamponi e i vaccini. Quindi diciamo che la situazione fino a questo momento è sotto controllo. Noi abbiamo diverse strutture di accoglienza, come sapete, in atto, occupati dai migranti che provengono dal Nord Africa. Chiaramente siamo in contatto diretto e costante con il Ministero per monitorare la situazione. Nel momento in cui dovessero arrivare dei flussi, se dovessero arrivare dei flussi più consistenti, è chiaro che abbiamo una serie di opzioni su cui poi lavoreremo. Quindi dico, al momento capisco che è tutto dovuto al volontariato delle famiglie, ecco, da parte del Ministero degli Interni non c'è in atto alcuna, diciamo, accoglienza ufficiale? Ma noi abbiamo già delle indicazioni, abbiamo, ripeto, anche delle strutture, però andranno attivate se e se sarà necessario, nel momento in cui sarà necessario. Non abbiamo flussi organizzati perché, come ho avuto modo di dire, tra l'altro noi non siamo luogo di arrivi, non abbiamo un aeroporto, ecco, allora o arrivano un po' alla spicciolata, scusatemi questo termine, e allora a quel punto abbiamo allertato chiaramente i sindaci perché ci diano notizie precise su chi c'è e chi non c'è, oppure arrivano con queste modalità che sono legate a forme di volontariato che comunque in questo momento chiaramente si dovrà prendere la responsabilità anche di gestirli. Noi li sopporteremo in tutto quello che sarà possibile, ma è chiaro che sono interventi di privati o di amministrazioni, come nel caso del comune di Montevago, che comunque hanno già un piano, un programma di accoglienza e di assistenza.